Dottore Gramaglia, oggi il primo evento congiunto di pediatria ospedaliera e del territorio. Lei chiaramente è il primario del reparto pediatria di Agrigento, che questa iniziativa serve anche, appunto, come il titolo del convegno, per fare il raccordo tra il territorio e i pediatri che operano quotidianamente a contatto con le famiglie e le strutture ospedaliere. Sì, è una scelta che abbiamo fatto insieme al dottor Paolo Felice, che è il segretario della FIMBE provinciale, perché vogliamo rafforzare ancora di più il nostro rapporto di lavoro professionale, perché alla fin fine lo scopo principale è quello di stare attenti al concetto di salute dei nostri bambini. L'età dei bambini va da 0 a 14 anni e quindi vogliamo essere sempre presenti, espletare un'attività sinergica, un'attività diciamo che venga ad essere presente senza limitazioni di sorta tra l'ospedale ed il territorio. Abbiamo relatori illustri che si occuperanno di tematiche, diciamo, di ampio respiro. Abbiamo il professore De Luca, che è il responsabile dell'endocrinologia di Messina, il professor Cimador, responsabile della clinica chirurgica pediatrica di Palermo, il professore Falsaperla, che è responsabile del centro di neuropsichiatria di Catania, ma abbiamo la professoressa Dones, la professoressa Bongiorno, e altri relatori che si occupano della salute dei bambini. Quindi le tematiche sono di ampio respiro, possono sembrare anche disinserite nel contesto giornaliero, però la realtà è che vogliamo risvegliare l'interesse di entrambi i pediatri ospedalieri e di base per affrontare meglio questo nuovo concetto di salute nei bambini di Agrigento. Un'iniziativa questa che è al suo esordio, la prima edizione, una sua valutazione? Già dopo che è avvenuta l'elezione, non tanto quella nazionale ma quella provinciale, ho pensato e mi sono prodigato per far avvenire questo convegno, che è il primo convegno, e ci tengo a sottolinearlo perché ha un'estrema importanza. Ha importanza perché è una sorta di riunione tra quella che è la pediatria di base e gli ospedali e la pediatria ospedaliera. Tutti noi dobbiamo lavorare per la stessa finalità, che è quella di migliorare la salute del bambino, quindi tutti dobbiamo andare d'accordo, dobbiamo essere sincroni nel lavoro, ed è questo secondo me il futuro, sia ospedaliero che della pediatria di base. Io lo giudico molto positivamente perché va nella direzione giusta. Non può essere la cultura pediatrica circoscritta soltanto alle competenze del pediatra di famiglia o anche alle competenze del pediatra ospedaliero. Ci deve essere una stretta interconnessione, una collaborazione continua fra queste figure professionali. Il pediatra di famiglia gestisce la quotidianità dei nostri bambini. Quando la quotidianità diventa eccezionalità, per cui il bambino sta particolarmente male, ecco che deve subentrare la pediatria ospedaliera. E quando il pediatra ospedaliera si avvia a risolvere il problema, deve riprendere i contatti con il pediatra di famiglia in vista della dimissione, lo restituisce al pediatra di famiglia. Questa è la dinamica che sarebbe auspicabile, e questo convegno inaugura questo modo nuovo e ottimale di vedere le cose.